democratico, perché il plebiscito è sempre stata un'associazione fatta di persone con grande capacità politica, con grande capacità di intuito nel futuro. Ora si farà il passaggio, quello democratico, quello del territorio che abbiamo descritto fino adesso. Prego Gianluca Busato, parla e vai. Il senso qual è? Il senso è di dare continuità alla esperienza e alla capacità che il gruppo dirigente di plebiscito.eu ha dimostrato, e non l'ha dimostrato voglio dire sulla scorta di promesse o altro, l'ha dimostrato con i fatti concreti. Cioè noi abbiamo fatto, abbiamo realizzato e il mondo intero è venuto a vedere cosa è successo. Gli stessi media italiani si sono accorti solo in un secondo momento di cosa stava succedendo, se vogliamo stati trascinati qua proprio invece dagli organi di informazione internazionali. Però questo è stato possibile perché delle persone in carne ed ossa si sono messe e hanno realizzato un progetto. Allora la nostra constatazione nel momento in cui si è deciso di fare il passaggio di dar vita a Veneto Sì è stata quella di trasferire questo bagaglio di competenze, capacità e di determinazione anche a Veneto Sì. Per cui il senso di questa mozione, che in un qualche modo sancisce la nascita del primo organo direttivo di Veneto Sì, è proprio questa, cioè quella di permettere di far sì che tutte le persone che nel quotidiano hanno realizzato e realizzano il successo di plebiscito.eu, del progetto di Repubblica Veneta, possano farlo, se lo vogliono, perché magari possono esserci delle sensibilità e delle idee diverse, anche all'interno di Veneto Sì. Ovviamente gli si dà un tempo ai coordinatori territoriali e responsabili di funzione di fare questa scelta, proprio perché devono avere la possibilità di riflettere. Io credo che, almeno sentendo un po' le prime reazioni, mi sembra di capire che ci sia un grande consenso da parte di tutti o quasi, però ovviamente lasciamo il tempo poi ad ognuno di decidere o meno in tal senso. Allora il senso di questa mozione è questa, quindi formalmente cosa si chiede di votare? Si chiede di approvare il seguente testo: tutti i coordinatori territoriali di plebiscito.eu e tutti i responsabili di funzioni di plebiscito.eu entrano a far parte del Consiglio nazionale di Veneto Sì. Il termine per accettare tale carica per ognuno è il 31 agosto 2014. Si chiede di approvare questa mozione che di fatto permette al Consiglio nazionale di Veneto Sì di diventare da subito effettivo con le persone che da subito decideranno di entrare a farne parte. Abbiamo preferito evitare il classico meccanismo di candidature e di liste perché secondo noi vanno in un senso, se vogliamo, anche deteriore, che noi abbiamo visto, vissuto, qualcuno di noi l'ha vissuto sulla propria pelle, della vita dei partiti, delle organizzazioni partitiche, che poi decadono in una sorta di, come dire, anche di competizione interna, che in quel caso non è positiva ma è anzi dannosa. Abbiamo invece preferito una fiducia in blocco a una classe dirigente che ha già fatto, ha già dimostrato il proprio valore e che quindi dà le garanzie per poter portare a termine il compito che ora abbiamo tutti di fronte. Ovviamente poi qua le valutazioni sono personali, però insomma è chiaro che questo vuole essere il senso del primo atto istituzionale. Il Consiglio nazionale sarà poi quell'organo che in un qualche modo deciderà e stabilirà la vita associativa di Veneto Sì, come in ogni organizzazione. Quel consiglio è quell'organo direttivo, chiamiamolo, che porterà poi a compimento le nostre attività. La logica e la filosofia è sempre la stessa, quella che ci ha contraddistinto in ogni nostro modo, in ogni nostra attività. Voglio anche ricordare che questo è la finalizzazione di un percorso, magari nella relazione introduttiva non l'ho detto, ma voglio ricordare che questo risultato non nasce dal nulla, non è che è stato improvvisato, ma è frutto di un percorso, di una preparazione di anni. Io mi ricordo che il primo manifesto l'ho scritto a novembre 2007, era stato presentato a Treviso ed era Le ragioni dell'indipendenza,
e quello stesso manifesto, che è stato la prima forma scritta, se vogliamo, del pensiero che poi negli anni abbiamo portato nel territorio, ha trovato origine dal 2006 da un punto di vista pratico, ma ancora dagli anni 90, dalle precedenti esperienze. E perché il 2006? Voglio qui ricordarlo, perché magari poi appunto anche questo è il senso dell'intervento anche dell'avvocato Franco Corezzola dal punto di vista giuridico, perché comunque ricordiamoci, è vero che i sistemi legislativi in cui operiamo dovrebbero essere finalizzati al raggiungimento della felicità, però è altrettanto vero che si portano in sé a volte delle norme che bloccano come minimo il diritto di espressione. E nello Stato italiano, in Italia, fino a febbraio 2006 esisteva una norma ereditata dal vecchio codice Rocco fascista che impediva anche solo di parlare di indipendenza del Veneto. Solo con l'approvazione della legge 85/2006, che ha depenalizzato i reati di opinione in tema di proprio di indipendenza, se vogliamo in tema di attacco alla personalità dello Stato, qualcosa di folle che solo uno Stato, come dire, un po' impazzito fin dalla propria nascita, che non poteva fare la fine che sta facendo in questi giorni, poteva concepire, cioè quella di darsi una personalità come fosse una persona in carne e ossa che puoi offendere o meno. Vabbè. Questa è la derivazione, anche se vogliamo, folle di chi l'ha voluto concepire in questi termini. Fatto sta che fino a febbraio 2006 non era possibile farlo. Dal febbraio 2006 è nato, ci sono state poste in essere le condizioni perché in modo legale, in modo legittimo, senza correre il rischio di essere processato e denunciati come fino appunto succedeva negli anni 90, quando per questo io stesso avevo subito delle denunce, è stato possibile porre in atto questo percorso. Nel corso dei primi anni, dal 2007 fino al 2013, abbiamo fatto come se vogliamo, quel bambino di cui dicevo all'inizio che cadeva, imparava a camminare, cioè abbiamo capito come agire nel territorio per poter raggiungere il nostro obiettivo. Qualche mese fa abbiamo concretizzato un progetto che quindi ha una propria consistenza e un proprio spessore di cui anche oggi abbiamo potuto apprezzare, direi, alcuni tratti. Cioè non siamo più una banda, una squadra di volenterosi ragazzotti improvvisati che fanno del folklore, no, qui c'è un'organizzazione preparata, determinata, che vuole cambiare la situazione in cui viviamo, mettendo in piedi un progetto che possa permetterci di realizzarla qui ed ora e di non essere costretti all'emigrazione. Questo gruppo che ha creato questo, che non è frutto del caso, ma è frutto di preparazione, di sacrificio, di studio e di volontà e, scusate se poco, anche secondo me di visione, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, merita di essere promosso come nucleo iniziale che anche da un punto di vista elettorale ora ha il compito di rendere attuare questo progetto. Questo è il senso di questa mozione, se vogliamo il senso politico di questa votazione che siamo chiamati a fare, e io credo che questo che stiamo per fare è comunque un passaggio importante, fondamentale, perché passiamo dalle, come dire, enunciazioni, dalle costruzioni teoriche anche importanti alla realizzazione concreta anche nel campo elettorale di un progetto che oggi rappresenta l'unica salvezza, l'unica soluzione, l'unica possibilità anche solo per continuare a sognare, perché ricordiamoci che qui lo Stato italiano ha impedito a tutti noi anche di sognare, anche solo di immaginare un futuro che non è.
per cui io chiamerei alla votazione. Chi è favorevole a questa mozione e alla creazione del Consiglio nazionale in questi termini, chi è favorevole alzi la mano con il bigliettino rosso. Forse facciamo prima contare i contrari o gli astenuti. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Allora possiamo dire che all'unanimità viene votato e promosso il Consiglio nazionale di Veneto. Prima risposta alla prima domanda. L'altro ieri l'ambasciatore dell'Archilage ha annunciato formalmente che la Commissione è entrata nella fase finale di certificazione dei voti e anche da indiscrezioni il periodo dovrebbe essere breve. Contiamo entro la fine dell'estate sicuramente di avere la formalizzazione completa. Seconda risposta, se siamo al 20 di luglio, un congresso in teoria si fa in altri momenti, noi abbiamo scelto di velocizzare proprio perché non c'è tempo e quindi contro anche ogni logica, perché se noi l'avessimo fatto a settembre avremmo dovuto prendere uno stadio, invece proprio per poter dare attuazione abbiamo scelto una sala d'albergo per farlo però subito, perché i mesi sono pochi. È chiaro però che ogni strategia ha bisogno di vagliare sia le fasi, le opzioni strategiche più favorevoli, e la più favorevole in assoluto è quella che preveda un veloce riconoscimento del plebiscito digitale che abbiamo fatto. L'altra è quella di prepararsi anche ad altri tipi di evenienze, per questo siamo comunque qui, perché non possiamo farci trovare impreparati. Dico anche un'altra cosa, ricordiamoci che il nostro asset strategico principale è il nostro potere economico. Noi abbiamo la prima garanzia che otterremo l'indipendenza dalla posizione particolare che abbiamo dal punto di vista finanziario. Il surplus finanziario di cui gode il Veneto, che oggi è frutto del furto, è la prima garanzia, l'unica garanzia che esiste di fatto al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'intera area geopolitica italiana. Cioè, noi possiamo anche fare tutte le teorie giuridiche o mettere in atto tutte le teorie organizzative, politiche e civiche che vogliamo e arrivare all'indipendenza secondo un certo tipo di percorso, però è chiaro ed è palese dal mio punto di vista che l'indipendenza avverrà sicuramente nel momento in cui i creditori dello Stato italiano vorranno cambiare il debitore e vorranno avere la garanzia che i debiti di questo Stato che non abbiamo fatto noi saranno coperti e saranno garantiti. Noi come Repubblica Veneta siamo gli unici, non esiste Banca Centrale Europea, non esiste Fondo Monetario Internazionale, non esiste organizzazione, non esiste uno Stato intermedio o Federazione Russa che siano in grado o vogliano garantire la sostenibilità finanziaria dello Stato italiano. Il Veneto, con la propria capacità, il proprio lavoro che fino ad oggi è stato derubato contro la nostra volontà, è invece in grado di fare questo. Questo è il nostro asso vincente e questo noi giocheremo.